Presidente Andrea Duodo, allora un appuntamento sicuramente molto importante per dare dei riconoscimenti a chi ha tanto contribuito al mondo del rugby. È bello partecipare a questi eventi dove viene valorizzato chi ha fatto la storia del rugby, sia nel campo sia al di fuori del campo, che ha contribuito a creare, a rafforzare questi club, i nostri club dei Veneti, e soprattutto ha forgiato gli atleti e le atlete che hanno calcato tutti i campi nazionali e territoriali. Anche perché non dobbiamo dimenticarci che il Veneto è un po' la culla di questo sport in Italia. Certo, il Veneto rappresenta una regione cruciale e fondamentale per la storia del rugby italiano. Da qui sono partiti tanti campioni, oggi ne abbiamo premiato, ma molti nazionali, molti capitani del passato, però anche coloro che hanno contribuito a dare un forte contributo alla crescita del rugby in Veneto. Che emozioni ha provato a vedere queste persone, insomma, che come abbiamo detto prima sono stati dei mattoni fondamentali per costruire la storia del rugby veneto, ma non solo? È stato veramente emozionante vedere negli occhi l'emozione di questi nostri, diciamo, rugbisti a tutto tondo, non solo coloro che hanno indossato la maglia azzurra, quelli che sono stati presenti, ma anche quelli che purtroppo non sono potuti venire, ma anche chi non c'è più, ma anche tutti quei dirigenti che hanno fatto crescere il nostro rugby territoriale. Ricordo tra tutti anche Giannino Calzavara, che ha superato i 50 anni di collaborazione con il rugby veneto. Oltre a parlare del passato, del rugby, del presente, parliamo anche dell'immediato, Presidente. Come si stanno comportando secondo lei le nazionali impegnate in questo momento dei mondiali? Parliamo ovviamente non solo della nazionale maggiore ma anche delle under. La nazionale under 20 e sabato si giocherà una partita, diciamo, importante con l'Irlanda. Abbiamo avuto la fortuna di avere una squadra pronta, competitiva, un girone molto impegnativo, abbiamo dimostrato di essere una squadra che merita di giocare negli alti livelli contro la Georgia, e i mondiali sono fatti così e sono sempre molto impegnativi, dipende dal percorso che va a intraprendere. Comunque sono molto fiero dei nostri ragazzi e auguriamo il meglio, in bocca al lupo per la partita di sabato.